Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben trovati, siamo di nuovo qui pronti per commentare un torneo fortissimo che si sta giocando proprio in questi giorni. Ci troviamo in Azerbaijan, precisamente a Baku, nella capitale dove si sta giocando la FIDE World Cup, la Coppa del Mondo di Scacchi 2023, molto particolare come torneo perché è uno dei pochi tornei a eliminazione diretta. Ai nastri di partenza i giocatori più forti del mondo, tra cui anche Magnus Carlsen, che ha dichiarato: ok, voglio giocare questo torneo perché non l'ho mai vinto, vediamo se poi riuscirà a vincerlo. Al primo turno la partita che vi porto quest'oggi è stata giocata dal grande maestro cileno Salinas contro il grande maestro montenegrino Kadric. Stiamo parlando di giocatori che hanno un punteggio prossimo ai 2500 per il bianco e più di 2600 punti per il nero. Torneo a eliminazione diretta, che significa si giocano due partite, una da bianco e una da nero, chi fa più punti passa il turno. In caso di parità si procede agli spareggi. La partita che vi propongo è molto particolare, è un'apertura a me molto nota, molto cara, ossia l'apertura moderna. Cosa vuole fare mai il nero con questa timida G6? Chiaramente vuole controllare il centro da lontano attraverso il posizionamento dell'alfiere in fianchetto. Kadric, quindi il giocatore con il nero, è uno dei maggiori esperti mondiali dell'apertura moderna, perché come si diventa maggiori esperti mondiali dell'apertura moderna? Semplicemente giocandola contro chiunque. D4, alfiere G7 e cavallo F3, D6. Da una parte il bianco controllo facilissimo del centro della scacchiera con due pedoni che vanno tranquillamente in avanti, e dall'altro il nero cercherà di fronteggiare questi due pedoni, in particolar modo sulle case nere, valorizzando il più possibile la presenza di questo alfiere su questa diagonale. La partita continua, alfiere B5. Ok, il nero è un giocatore molto esperto dell'apertura moderna, ma vi assicuro che questa mossa è veramente strana. Solitamente dare scacco troppo presto con un alfiere vorrebbe dire ritrovarsi un pedone in faccia, come direbbero in altri contesti. Quindi tu mi dai scacco con l'alfiere, io avanzo da parte mia il pedone, quindi potrei fare tranquillamente questa, l'alfiere andrà via e nel frattempo ho guadagnato magari una mossa importante da nero. Eppure la mossa alfiere B5 giocata a questi livelli vuol dire che c'è una preparazione dietro. Entrambi i giocatori sapevano già da prima, da qualche settimana, se non qualche mese, chi sarebbe stato il loro avversario, e dato che tutti sappiamo a livello mondiale che Kadric è un esperto di moderna, chissà quale idea si celava dopo questo scacco in B5. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. La partita non prosegue con la naturale C6, ma continua con cavallo D7. Arrocco corto, A6 attacca l'alfiere che torna indietro, dunque E5. Che sia questa la posizione che voleva ottenere il bianco non lo sapremo mai. C3 controlla il centro da parte del bianco, cavallo F6, sono tutte mosse di sviluppo finché il nero riesce a mettere il re al sicuro. Facendo dunque una fotografia a questa posizione raggiunta dopo 9 mosse, ci accorgiamo che entrambi hanno un controllo importante facile al centro. Svolge un ruolo importante la torre che in coordinazione con il cavallo guarda questo pedoncino in E5 che chiaramente regge il centro del nero. Converrà al bianco spingere in D5 e chiudere tutto? Probabilmente no, o meglio non subito, perché una mossa come cavallo C5 darebbe al nero la possibilità di prendere spazio. H3 la mossa giocata, B6, cavallo F1, alfiere B7. Siamo nel pieno di qualche manovra scacchistica, dove è abbastanza frequente in altre aperture, in particolar modo mi viene in mente l'apertura spagnola, dove questo cavallo si sposta per tutta la scacchiera finché si posiziona all'Ing3 e a quel punto è pronto a sostenere l'avanzata del pedone H. C'è un qualcosa da dover dire su questi due cavalli. Guardate che belli dal punto di vista del bianco, però solitamente i cavalli che si trovano vicini su un bordo della scacchiera sono soggetti a degli attacchi laterali. Ok, in questo video qualcuno commenterà: guarda, si muove così tanto che sembra, non so, uno steward sopra un aereo. Ok, cavalli bisogna attaccarli lateralmente con i pedoni, quindi seguite le mie mani, la direzione del pedone H sarà il futuro di questo pedone H contro i cavalli.
Dall'altra parte c'è da dire che questo piano in realtà lo vuole anche fare il bianco, quindi sostenere il pedone H che va in avanti, però la condizione ideale, la condizione migliore è quando il centro della scacchiera sarà totalmente chiuso. Quindi per adesso c'è una fase di studio. Il nero cattura il centro, il bianco riprende, arriva a C5 e adesso, mentre il nero da una parte mantiene l'idea più avanti di prendere spazio contro quel cavallo, il bianco probabilmente ha difficoltà a chiudere il centro e quindi l'idea di spingere il pedone H potrebbe essere ritardata. È vero che D5 da una parte sembra che chiuda il centro, però questa casa è una casa di manovra, di appoggio per i pezzi neri e quindi non possiamo dire che il centro della scacchiera sia chiuso, come possiamo essere certi di affermare che il centro della scacchiera sia chiuso oppure no, quando all'interno del centro della scacchiera di queste 4 case che ho appena colorato abbiamo 3 pedoni. Se ne abbiamo 2 e soprattutto se ne abbiamo 2 di un colore, non considerate il centro della scacchiera chiuso. B5, se un giocatore prende spazio al centro, l'altro cerca di espandersi su uno dei 2 lati della scacchiera. La partita continua, l'alfiere salta in G5 attaccando il cavallo e dopo H6 torna indietro. Il nero, giocatore esperto di Moderna, decide dunque di prendere spazio. Spinge i pedoni in avanti, il cavallo lo sostiene, la donna in D2, prima attenzione contro l'arrocco, batteria, il pedone H6 non era difeso abbastanza, quindi era H7. Alfiere D4 centralizzando il pezzo, adesso mi viene in mente un nuovo consiglio, quest'alfiere ovviamente si vuole cambiare contro l'alfiere avversario che è il pezzo più forte. Quando un giocatore posiziona un alfiere in fianchetto, bene, quello è il mio target, quello è il pezzo che voglio cercare di cambiare. L'altra idea, l'altro ruolo di questo alfiere potrebbe essere sostenere la spinta in E5, non perché E5 sia una mossa che mi dà tantissima iniziativa, però dal nulla mi creerà un pedone che chissà in futuro potrebbe darmi qualche soddisfazione, il famoso pedone passato. Adesso la domanda per tutti, la risposta potete metterla nei commenti: che differenza abbiamo tra pedone libero e pedone passato? Forse è lo stesso? Chi lo sa? A5 per il nero decide di prendere spazio, nuovamente, e come vedete la strategia del nero è sempre la stessa: se il bianco prende spazio al centro, io mi prendo lo spazio, il controllo sull'altro lato della scacchiera. Torre a D1, torre C8, dopo H4, come vedete il piano che ho annunciato qualche mossa fa sta prendendo forma, quindi i due cavalli sostengono il pedone che vada in avanti. Attenzione però che il centro della scacchiera non è chiuso. Se il centro fosse chiuso sarebbe fantastico perché il pedone va in avanti e nessuno lo bloccherà. Cavallo D7, donna F4, cavallo E5. A questo punto arriva H5 che mi sembra un'ottima mossa perché in caso di spinta io da bianco entro e questo è un problema perché ti do quello scacco intermedio che poi mi permette di demolire un po' il centro della scacchiera. La semplice cattura in E5 mi farà guadagnare un pedone, però immagino che qui ci possono essere minacce e mosse molto più cattive. Quando abbiamo iniziativa, quando abbiamo tanti pezzi coordinati contro il monarca avversario, possiamo anche sacrificargli un pezzo. L'importante è che a cambio di questo pezzo leggero, avremo 2 pedoni e iniziativa. Quindi cavallo per G5 sicuramente risponde a questa affermazione. H5, donna E7, cavallo H2 e dopo cavallo D7, donna E3. A cosa serve? L'idea è lanciare il pedone F in avanti per continuare con la spinta del pedone 5. Donna H4, catturo e a questo punto cavallo F1. Se da una parte il nero ha conquistato spazio, qui abbiamo la certezza che il nero sul lato di donna stia molto meglio e abbiamo anche la certezza, forse incertezza, che qualcosa si sta verificando da parte del nero anche sul lato di re, però in questa posizione il gioco dinamico in realtà ce l'ha il bianco con questo piano, cercare di affiancare, quindi portare sulla stessa linea il pedone più avanzato, quindi io cerco di portare un mio pedone sulla linea del pedone più avanzato. Cavallo C5, torre 2 e dopo questo ingresso, tentativo di creazione dell'avamposto, la partita prosegue in questo modo. F4, come vedete il cavallo in D3 fortissimo, una potenza, però in realtà non può andare da nessuna parte, quindi non c'è fretta di catturarlo, mentre F4 prende di mira colui che difende il cavallo D3. Il cavallo si sposta in B4, l'alfiere si ritira in B1, sacrificio in D5, occhio perché adesso la partita prende un risvolto tattico.
In partita non è stato catturato in D5, ovviamente cavallo F3, o meglio, cavallo G4 potrebbe essere decisiva, la torre attacca la donna, questi due pezzi sono coordinati su H2 e quindi qualche minaccia ce l'abbiamo. E allora la mossa di attesa Don F2 in realtà è la più precisa, perché se prima ti attaccavo un cavallo, adesso sposto la donna e di attacchi ne ho due. Quindi in questa posizione il bianco mantiene il sangue freddo, diciamo così, e ti crea la minaccia. Cavallo D3, catturo, catturo, cerco di aprire degli spazi. E dopo queste semplificazioni ciò che otteniamo è il nero la coppia degli alfieri, il bianco un centro facile, forte, questo pedone di sé è abbastanza debole e soprattutto questo re probabilmente più debole di quello bianco. La partita è ancora incerta, in realtà il bianco sta un po' meglio e dopo una lunga pensata su chess.com, così come su altre piattaforme ci sono delle dirette, quindi si vede anche il tempo di gioco, l'evoluzione della partita, dopo una lunga pensata arriva E5, che è una scelta pratica molto interessante perché dopo la cattura c'è lo scacco intermedio e quando il re si sposta ci zampiamo questo alfiere. Chiaramente si potrebbe proseguire con torre E7, però il problema è che la tattica arriverà lo stesso. Io cambio le torri per poi portare l'altra torre in E5 creando ovvi problemi, disastri, perché ti sto attaccando la torre, ti attacco l'alfiere, non c'è modo di difendere entrambi e quindi comunque il pezzo lo guadagno lo stesso. Probabilmente questa E5 non era stata considerata dal nero prima di entrare in questa posizione, ma il giocatore cileno l'ha vista subito, o meglio, ci ha pensato, però poi nel momento in cui l'esegue non resta altro che semplificare il gioco, cosa che avviene in questa posizione mossa dopo mossa finché dopo donna 6 obbligo il cambio delle donne. A quel punto il mio cavallo di vantaggio sarà decisivo. Partita molto bella, istruttiva, didattica e molto interessante anche l'aspetto delle prime mosse, perché vi dicevo che iniziate in questo modo, il bianco ha fatto una mossa veramente creativa. Questo alfiere B5 non esiste da nessuna parte ed è una mossa che chiaramente vuole creare una posizione specifica e questa mossa direi do 2 punti esclamativi semplicemente perché è una mossa psicologica. Io voglio rendere tutto più difficile al mio avversario. Poi magari la partita per come è andata non ha creato chissà quale iniziativa, però in apertura abbiamo creato questo effetto sorpresa che ha fatto impiegare tempo e ha creato tra virgolette un po' di stress al nero. Dunque in questa posizione il nero ha giocato B5, alfiere G5, H6, alfiere 3, torna indietro, creazione della batteria con donna D2, quindi tutto sul pedone H6, re H7, alfiere D4. Vogliamo provare a cambiare i due alfieri, l'alfiere fortissimo in D4 del bianco con quello difensore dell'apertura, fortissimo perché l'alfiere di fianchetto del nero. La partita continua in questo modo, il giocatore attento che con il bianco cerca di aspettare e riesce finalmente a progredire con questa spinta. Sembra tutto fatto, tutto risolto per il nero che con questa tattica sembra essersi portato il punto a casa, ma in realtà dopo donna F2 c'è un doppio attacco e quindi poi alla fine, dopo le varie semplificazioni, si perde materiale con questa combinazione che immaginate che il bianco ha pensato molto prima. Il bianco, grande maestro cileno, in Cile non ci sono così tanti tornei, quindi un giocatore cileno che ha 2500 punti potrebbe benissimo valere anche di più. La partita continua in questo modo finché, raggiunta la semplificazione finale con donna 6, il bianco si porta il primo punto del match a casa. Quest'oggi si sta giocando la seconda partita, chissà chi passerà il turno, probabilmente il bianco. Ciao a tutti e al prossimo video.